a chiudere il favorito, diglielo tu. Il gruppo è piuttosto raccolto al primo passaggio davanti al di Donna Rosa centropista, poi Diamante Sauro con lotta a 2 tra Diglielo tu e Donna Rosa. Diglielo tu ai 50 finali, dispone la partita, viene a vincere su Donna Rosa. Aspetta che manca il meglio. Gianluca Fresu, vedi che ti tocca. Senti, un cavallo atteso, d'altronde ha vinto il derby come ben sappiamo, oggi si è ripetuto con una corsa diversa rispetto all'altro giorno. Oggi il ruolo di favorito rispettava di diritto questo rientro. Bene, dai, oggi ho seguito bene, ho partito un po' così, l'ho messo sotto, forzato un po' per stare vicino, visto che c'erano quei pesini che potevano scappare. Però poi insomma ha viaggiato bene tutta strada, addirittura ha trovato quel varco all'interno, è stato utile, diciamo, ha risparmiato qualche metro e comunque è venuto su bene. Dai. Si è adattato anche al terreno che non è... Sì, oggi il terreno è un po' scivoloso, un po' faticoso. Lui ha vinto da top weight, dimostra tutta la sua classe dimostrata in quella corsa del derby, si è confermato 3 vittorie di fila. Sì, senz'altro. 2 con te, bravo Gianluca e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Giuseppe Diana, per i colori di Diglielo tu. Sì, oggi diciamo che regalavamo parecchi chili agli avversari che anche nelle ultime volte erano più a ridosso. E niente, il cavallo ha dimostrato, si può dire adesso, superiorità anche con qualche metro, parecchi metri in meno dal 2004, è maturato tanto e quindi dai, abbiamo un gran cavallo tra le mani. Sì, è un gran cavallo, l'ha dimostrato perché comunque vincere il derby, ok, però poi si è ripetuto qua a Villa Cidro. Oggi, come ho detto, su un terreno faticoso, insomma, ci sono tutte le componenti per classificarlo tale. Sì, siamo felici e orgogliosi di ciò che abbiamo allevato. Senti, si chiude oggi l'annata, una grande annata anche solo per me. Sì, grandissima soddisfazione. Ci credevamo e si è confermato e più di così non gli si può chiedere. Per Cargiare, di nuovo per dirglielo tu, insomma un cavallo in continua ascesa, peccato che oggi si conclude la stagione. Finite le corse, quindi adesso insomma, si vedrà un attimino cosa fare. Ha concluso bene la stagione, insomma con la terza conferma e insomma, speriamo di proseguire bene. Dai. Sì, terza vittoria di fila per un cavallo esploso. Da settembre in poi resta forse il rammarico per una stagione del derby che non è poco. Che magari insomma non è venuto fuori un po' prima devo dire che devo andare così. Anche perché ormai non è più un caso, è un cavallo comunque che ha dimostrato tutto il suo valore. Infatti per la terza volta oltre il derby, insomma, la sua qualità, sempre più o meno con gli stessi cavalli, e quindi insomma non è stato un caso il derby. Quest'anno ti sei fregiata appunto di vincere per la seconda volta in carriera il derby sardo, quindi non è poco anche quello. No, infatti non è poco, speriamo una stagione insomma, migliore per il prossimo anno. Sì, è l'augurio che ti faccio, Tore, per il 2023.